Salve a tutti. Prosegue il nostro viaggio per piccoli musei narranti attraverso la lettura della guida al Civico Museo del Cavallino della Giara. Oggi leggeremo una parte che riguarda il vino e la vinificazione. Il sistema sardo millenario di coltivazione, allevamento e alimentazione di tipo prettamente mediterraneo si è basato sul grano per il pane e le paste alimentari al centro di tutto, poi sulle leguminose, quindi su poca carne, grassi, soprattutto vegetali, e pochi grassi animali. La sapienza alimentare e dietetica del contadino e del pastore mediterraneo in Sardegna nei millenni si è specializzata in modi che presentano forme rigide di funzionamento e che prevedono margini di eccezionalità alimentare in forma di superfluo o abbondanza, magari festiva. Pane, leguminose fresche e grano, secondariamente delle leguminose foraggere, che spesso servono anche per l'alimentazione umana, come le fave, i ceci, le lenticchie, i piselli, il latte, latticini, carni e grassi animali, corrispondono all'uso della terra come pascolo del bestiame e soprattutto ovino e suino. Sono le variazioni dello stesso paesaggio agropastorale che suggeriscono in parte ancora oggi visivamente quali sono stati i modi di integrare questo tipo sistematico di alimentazione, basato sul pane e sui farinacei. Qualche vigna e quindi un po' di calorie immediatamente utilizzabili con l'uso quasi giornaliero del vino, qualche orto di impianto soprattutto estivo e quindi un po' di vitamine con l'introduzione anche precoce di piante americane come il pomodoro e la patata, qualche oliveto e grassi vegetali dell'olio d'oliva. L'uso quasi preferibilmente giornaliero del vino, specie da parte dei maschi adulti, si accompagnava all'uso del vino a scopi cerimoniali e festivi pubblici e privati e a scopi terapeutici, come per pulire e curare ferite, come aceto e caldo contro infreddature o altri malori febbrili. Di seguito si danno notizie delle conoscenze sulle operazioni del lavoro tradizionale della vinificazione nella Sardegna meridionale, come esempio specifico di una cultura del fare, generalizzabile a tutta l'isola e oltre. Tradizionale si intenda come genericamente ma anche propriamente tipico di un genere di vita agropastorale sarda che ha la profondità dei millenni ed è però venuta meno in misura importante negli ultimi decenni, anche per quanto concerne la cultura del vino. La vigna veniva impiantata soprattutto per produrre il vino. Come già accennato nell'articolo sulla vigna tradizionale sarda, si usava anche, selezionandone la qualità, consumare l'uva fresca, conservarla e farla appassire per ottenere pavassa, così come pure del mosto fresco e puro, mediante bollitura e riduzione del volume a circa 1/10, si otteneva sasava, la sappa utilizzata con lo zucchero per la confezione di dolci, specie del pane di sappa, e come companatico, oltre che come puro e semplice dolcificante. Le uve bianche e quelle scure destinate alla vinificazione potevano venire mischiate ottenendo un prodotto di colore rosato, olio verdici, occhio di pernice, oppure essere selezionate per ottenere i vini bianchi oscuri. Il mosto si otteneva con due tecniche diverse, sagracadura, sabrenzadura. Con i successivi trattamenti del mosto si ottenevano diverse qualità di prodotto: subin vermentau, subata carcau, subiugolau o viltrau, il vino filtrato, subiricciolu, vinigheddu, vinello, e le vinacce sabenazza. Il procedimento di lavorazione del vino era accuratamente eseguito. Ogni giorno i vinificatori più attenti pestavano la poltiglia nella bigoncia con pali di legno e la rigiravano dopo averne eliminato con cura, se necessario, lo strato superficiale suscettibile di acidità, con sassasua, attrezzo manuale di legno con impugnatura a parte e parte contenente leggermente concava. Dopo circa 8 giorni di fermentazione, buddidura, il mosto veniva purgato dalle vinacce, fatto defluire dal recipiente attraverso sudingioso, rubinetto o buponella, tronchetto di legno incavato o sagannada, canna, i cui lumi venivano ridotti quando necessario con l'inserimento di un pezzetto di legno posizionato in apposito foro alla base della bigoncia. Il residuo veniva attinto con sassasua. Colato con cura, il mosto veniva versato nella botte, carrada o bupponi.
Si trattava di contenitori simili formati da doghe, dobas, impermeabilizzate con la cera e tenute insieme da cerchioni metallici a forma di doppio tronco, di cono o cilindriche. Il secondo, della capacità anche di alcune decine di migliaia di litri, si presentava di peso e volume superiore, per cui non veniva mai spostato dal suo sito. Questi recipienti erano provvisti di un foro con tappo, mafu, su una delle doghe e di un foro in posizione perpendicolare ad una delle basi, cui si applicava sull'ingiuso, saluponella o sagannata. Prima dell'uso i contenitori erano sottoposti ad accurata pulizia. Sagarrada veniva sciacquata abbondantemente con acqua da 2 operatori che la posavano su 2 fascine per evitare l'attrito con il suolo, mediante energici movimenti ondulatori e oscillatori e con l'inserimento, se necessario, di una catena per provocare attrito e favorire la disincrostazione. Su bupponi che consentiva l'accesso ad una persona attraverso un portellone ricavato in una delle basi, veniva ripulito con l'uso della scoppa o della spazzola e con acqua che defluiva poi attraverso il foro del tappo. Conclusa l'operazione si procedeva a prova del salumino, la prova del fiammifero, che veniva introdotto acceso nel contenitore per accertare dal perdurare o meno della fiammella la completa eliminazione dei residui acidi. L'operazione di travaso del mosto era detta scuppatura. Dagli anni 1920 e 30 alcune aziende, per ragioni di economia, di tempo e per una migliore prevenzione dell'inacidimento del prodotto, si dotarono di un congegno meccanico per il travaso, savompa o macchina Vosfegai. Il congegno, tutto metallico, era assicurato su un asse di legno provvisto di 2 piccole ruote anteriori per gli spostamenti e si componeva di una camera di pompaggio con foro bilaterale di entrata e di uscita, sormontata da un polmone sferoide a goccia collegata per il funzionamento ad un'asta manovella di circa 1,50 metri inserita in una guida. La pompa, lunga a discrezione per il deflusso, veniva collegata al foro del sudingioso della bigoncia, mentre per la spinta del mosto era collegata alla botte attraverso il buco del mafu. Sull'orifizio della botte si posava, conclusa l'operazione, una foglia o vi si appoggiava semplicemente il tappo per consentire lo spurgo delle impurità residue. Scemando progressivamente l'ebollizione e decrescendo il volume, si rendeva necessario ripristinare il livello del liquido con l'aggiunta di mosto appositamente conservato in damigiana di vetro o in contenitore chiuso di terracotta. Ad ogni intervento il tappo veniva progressivamente premuto fino alla chiusura definitiva in modo da impedire la filtrazione di aria. Compiuta l'ebollizione si procedeva a assicurare il vino. A questo scopo e anche per evitare delle manipolazioni vi si spargeva sopra della cenere lasciandola all'estrazione di nuovi vini ai primi di novembre, oppure, secondo altri, verso il 28 di novembre. La buona conservazione del prodotto tuttavia comportava un successivo intervento operato a febbraio-marzo di eliminazione dei residui della decantazione, feci o mamma, operazione detta smamai. Travasato il vino in botti di riserva o in altri recipienti si ripuliva come in precedenza il contenitore. Qualora si percepisse un principio di acidità, si smontava dalla botte una delle basi e la si trattava con prodotto chimico, Susanatuni. In alternativa la si purificava inserendovi una fascina alle quali si dava fuoco. L'operazione richiedeva tempi molto rapidi. Era ed è molto comune anche in Sardegna che le abilità e i segreti personali del singolo vinificatore fossero importanti, noti e apprezzati. Grazie per l'ascolto.